riusciamo a uscirne, perché la narrativa che si fa nei libri di testo, purtroppo ufficiali, è sempre una narrativa decisa da certi personaggi, diciamo, senza approfondire adesso. Buonasera a tutti. Grazie per averci invitato. Grazie a chi ha organizzato questo bellatorio, mescamente a Silvia, che mi permette di fare dare non desi storia di Sardegna, come la conosciamo da scuola, ma di una controstoria. In questo libro voi usate a dare novas, notizie, che non bisogna sul libro di scuola, perché la storia sarda a scuola è stata interrata, non esiste, non c'è, la Sardegna non viene neppure nominata. Qualcuno mi ha detto, però noi abbiamo libri di storia di alto livello, di valore, di studiosi, non solo sardi, ma anche sardi, che parlano della Sardegna fenicia, della Sardegna punica, della Sardegna romana, persino della Sardegna vandala, anche se stanno pochi anni in Sardegna i vandali, della Sardegna bizantina, della Sardegna catalana aragonese, della Sardegna spagnola, della Sardegna piemontese e della Sardegna italiana. Se voi notate, quello che manca è la Sardegna sarda, ma soprattutto quello che manca nei libri di storia sono i sardi. Si parla dei dominatori venuti qui, ecco la propaganda, perché il mio libro idealmente si lega a quello che ha detto Simone, a quello che avete detto prima, si lega la propaganda, la falsificazione, i dominatori venuti qui per portarci la civiltà e il progresso. E i sardi non esistono, sono comparse che aspettano che i giganti vengano dal mare per liberarli. È esattamente il contrario, la propaganda storica. Noi abbiamo la rigida falsificazione della storia sarda. E io in questo libro ho impiegato 6 anni per scriverlo, perché mi interessava andare a vedere fonti che in qualche modo ricostruissero la storia sarda dalle viscere della terra, dal sottosuolo, non la storia sarda degli storici ufficiali. Che poi, chi sono gli storici ufficiali? I documenti che troviamo negli archivi, di chi sono? Degli storici cortigiani del potere. Questo è il primo dato da mettere in discussione. Dice gli archivi, sì. Voglio sapere chi sono quelli che hanno messo i documenti degli archivi. Chi ha scritto la storia? Livio, Tito Livio. Io parto dalla civiltà prenuragica, nuragica, do importanza in modo particolare, per esempio, alla storia romana. Tutta una balla. Livio che fa passare Amsicora per un ascaro, per un mediatore tra gli interessi dei cartaginesi e gli interessi dei sardi. Amsicora era un barbaricino, era un liberatore, uno che tenta di opporsi all'oppressione romana per liberare la Sardegna. Naturalmente porto tutte le prove. Intanto ci sono storici, molti, che affermano che Amsicora era un barbaricino. Ma c'è la sua storia che ce lo prova. Amsicora si reca in Barbagia
per arruolare 5.000 barbaricini per combattere i romani. E lo seguono. E 5.000 barbaricini seguono Amsicora se fosse un ascaro, uno che vede agli interessi. Livio che ci dice un dato che è già emerso proprio con Silvia, il problema della resistenza. Ci dice che i sardi non valevano a nulla, erano facile vinci, facilmente battibili in guerra, tanto che dopo la sconfitta di Amsicora la Sardegna è vinta e dominata per sempre. La Sardegna vinta e dominata per sempre. Poi Livio stesso ci dice che dopo la sconfitta di Amsicora i consoli in Sardegna hanno ottenuto 8 trionfi. Per ottenere un trionfo, siccome pagava il Senato romano il trionfo, una settimana di bisbocce per la plebaglia romana, bisognava dimostrare di aver ucciso almeno 5.000 nemici. Ma come? La Sardegna era vinta e pacificata per sempre e poi i consoli romani hanno ottenuto 8 trionfi, cioè hanno sconfitto i sardi, hanno ammazzato 8 per 5 sono 40.000 sardi. Ma non è la vinta e pacificata per sempre la Sardegna. È una cosa che non torna. Perché i sardi vinti e pacificati per sempre? Come elemento di disprezzo, di criminalizzazione.